Caccia ai malviventi dell'Audi RS6 gialla rubata. Tutto è cominciato sabato sera quando due ladri hanno tentato un furto all'interno di un'abitazione di Abano Terme e sono fuggiti sparando contro i militari che li inseguivano. Giovedì sera i criminali si sono resi responsabili di una nuova sparatoria, questa volta nella zona di Prosecco, nel Triestino. L'Audi con targa svizzera è stata individuata dalla polizia, ma poi è sparita di nuovo. La banda ha quindi continuato a fuggire per le arterie autostradali, sfondando i varchi sia in ingresso che in uscita, raggiungendo anche il veneziano. Sul passante questa notte una 58enne russa alla guida di una Opel Astra stava viaggiando in direzione di Padova quando ha perso il controllo del mezzo e ha tamponato una Mercedes Sprinter guidata da un cittadino romeno. Per la donna non c'è stato nulla da fare. L'incidente è avvenuto 90 secondi dopo il passaggio contromano e nella corsia di emergenza dell'Audi con a bordo i banditi ricercati. Probabilmente i malviventi hanno invertito la marcia a causa di un tappo autostradale provocato da un altro incidente. Sul passante di Mestre l'Audi gialla è stata avvistata anche dalla polizia stradale che verso le 20:40 di ieri si è data all'inseguimento del veicolo in direzione di Padova. Le volanti si sono immediatamente posizionate su due caselli autostradali, ma il mezzo in fuga ha proseguito la marcia in A4. L'inseguimento è quindi proseguito in autostrada sino al casello di Montebello, dove i malviventi sono riusciti a seminare la polizia. L'Audi è poi stata avvistata in territorio padovano alle 2:45 in corso Argentina in direzione Padova Sud e successivamente in A13.